Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica 24 maggio, che barba! Abbiamo delle notizie, prendo il cellulare, vediamo se è vero, pare che ci sia un accordo, un'ultima ora sull'accordo di Hormuz, pare che Trump abbia detto che per 60 giorni lo stretto sarà aperto, non si pagherà nessun pedaggio, ma la stampa iraniana non è esattamente di questa idea, quindi bisogna vedere se un'altra uscita del Tycoon. Vediamo un po', guerra Iran, vediamo un po', vicino all'accordo dallo stretto, che cosa sappiamo? Niente, non sappiamo niente perché è pieno di pubblicità. Vi posso rassicurare io del telefonino che forse sta andando un po' meglio, vado a bagnare il viso, oggi è una giornata caldissima, sulla costa livornese, primo weekend estivo, ma le spiagge sono chiuse a Cecina perché mancano i bagnini, attenzione! E dopo aver bagnato un po' il viso, anch'io mi domando e dico, ma è possibile che non si possa mettere, diciamo, in condizione le persone che già vengono solo alcuni mesi l'anno in questa cittadina, almeno dategli la possibilità di andare in spiaggia. Invece i bagnini hanno offerto 2000 euro al mese, pare, a questi ragazzi, però i corsi per assistenti bagnanti in mare, perché poi dalla piscina al mare cambia molto le regole, sono molto costosi e quindi gli studenti poi studiano a fine primi di giugno, quindi non possono fare i bagnini. Olio di sandalo e burro di karité. Beh, allora cominciamo con la nostra ProRaso a preparare un viso rasato. Nei giorni scorsi, questo è il solito bianco gelato al limone del nostro ProRaso di Ludovico Martelli, Firenze, protagonista non solo in questo. Interessanti gli articoli, salto di bala in frasca, Francesca Pascale, ex fidanzata di Berlusconi, ha investito tutti i milioni che gli ha lasciato il presidente per comprare 3 appartamenti a Firenze, di cui uno in via dei Calziaiuoli, non so se avete idea di dove sia, nel pieno centro, l'arteria dei negozi più figa della città, un altro in zona, sempre in centro storico, uno un tantino fuori, che dice che quelli in cui lei avrebbe voluto andare a vivere, ma avendo 11 cani, Francesca Pascale in un appartamento a Firenze avrebbe qualche difficoltà a sistemarvi. Questo è proprio i piani bassi della cronaca, perché poi ce ne sono anche di peggio probabilmente, ma noi dobbiamo andare avanti col mainstream. Vi auguro ogni bene, mi auguro che siate al mare, che siate chi ce l'ha una casa al mare e la raggiunge durante il fine settimana, chiaramente anziché stare ad ammuffire in casa come capita a me, ecco, insomma, per ovvie ragioni. E quindi vi auguro chiaramente che sia una giornata di sole. Ho esagerato un po', sovradosato il ProRaso. Oggi andiamo a fare una rasatura che vorrei definire veloce, rapida, perché ho altre cose da fare, però ci tengo che abbiate comunque un minimo di attenzione. Putin a Pechino, partiamo dal centro, sotto la data, Putin è la 40ª volta che incontra Xi Jinping, al quale pare abbia confessato che si stia pentendo dell'invasione dell'Ucraina, ma ha smentito naturalmente sia il Cremlino che anche la Casa Bianca, che non so che cosa c'entri, ma comunque ha smentito lo stesso per soprammercato. E abbiamo tra gli obituari, in alto a sinistra, io vado con lo specchietto retrovisore, nato nel 42, morto 3 giorni fa, Carlin Petrini, è diventato un'icona non solo del cibo italiano, ma una sorta di guru rispettatissimo. Sono decine le foto, anche quelle di Gianfranco Vissani, patron del ristorante di Baschi, che si è fotografato con lui da morto. Non si devono fare, Gianfranco, le foto con i morti, perché tutti appena hanno una foto, uno scatto, qualcuno lo tirano fuori o pubblicano per sentirsi nel mainstream. Tu sei già nel mainstream con la tua grande cucina, che anche senza Carlin Petrini sarebbe andata alla grande come è andata. Adesso hai perso una stella, tuo figlio Luca porta avanti la Maison sul lago di Corbara, ma non voglio fare dei pistolotti, vi vado a presentare il pennello che era in acqua di vegetazione, è un puro tasso che assorbe, come vedete, meno acqua dei sintetici. Eccolo qua, un Barber Pole Edition. Andiamo a bagnarlo un po' perché secondo me è troppo asciutto. Quindi Carlin Petrini, osannato contro gli OGM, si schierò per il primo McDonald's aperto in Italia, a Roma, in Piazza di Spagna, sapete benissimo, davanti all'ambasciata di Spagna, perché il cibo spazzatura era per lui una vera e propria ossessione. Poi ha riunito milioni di persone attorno alla tavola, elevando a rango di una cultura proprio scientifica, fondando anche a Pollenzo, nel Braidese, nel Cuneese, l'Università del Gusto, dove si sono formate generazioni di giovani cuochi, chef e ben pensanti che sono andati ad affrontare il mercato dell'hotellerie, il mercato della ristorazione, dei ristoranti stellati. Qua perdi un po' e molle. Allora, sta crema della ProRaso, io non capisco che cosa hanno fatto. Se voi la mettete a testa in giù senza sguizzare, guardate, sembra una cacatiella. Ma che è sta roba? No, beh, adesso non scende più.
mi si è aperta in mano, sembra uno zabaglione, ma una cos'è? Una crema? Sì, è una crema da barba, non deve essere così, guardate, mi sono riempito la mano. Cerchiamo di fare delle formule un tantino, vado a bagnare, più solide per gestire anche, mentre si parla, magari se si deve fare un film come questo nel caso mio, chiaramente scherzo, ma non scherzo sulla consistenza, perché erano un pochino più solide queste creme, hanno cambiato qualcosa. Questo non vuol dire che non funzionino. Questa Proraso ve la faccio rivedere con gli scarichi dei jet, delle frecce tricolori, molto identitaria, e la mia preferita è la blu, che è con aloe e vitamina E, vedete? Un ottimo prodotto per preparare la vostra rasatura non solo domenicale ma anche per tutti i giorni, perché non dovendo avere bisogno di ciotola, essendo una crema in tubo, non avete bisogno di montare con le ciotole, peraltro meravigliosi accessori che produce la nostra amica Pachamama Elisabeth Occhi nel Ferrarese, e che nel suo bellissimo sito e anche ospitale ospita anche le mie rasature. Pachamama e i ciotolari poco autonomici. Bene, stiamo cercando di montare, mi auguro che le riprese siano adeguate. Boh, mi sento sempre con questo viso, non so se si può cambiare l'esposizione in itinere, io non credo, ma ci provo, faccio una cosa che non ho mai fatto, non si può fare, bene, lasciamo così. Magari dopo schiariamo un po', eccomi. Bene. Saluto Mirko Falà, Luigi dal 13, saluto Matteo Preda, tutto lo staff dei canali della rasatura, saluto gli amici della pogonotomia, Montefeltro wet shaving, saluto Davide, saluto Fabrizio, Fulvio, saluto Fabio Cancelleri, di cui non ho notizie. Come stai Fabio? Facci sapere. Intanto aggiungo un po' d'acqua nel ciuffo, perché anche la ben morbida Proraso necessita di un po' di umidità, secondo me, per dare anche un po' più di scorrevolezza del pennello sul viso, per andare a preparare il pelo. Molto bene le setole di tasso di questo pennello Omega 100% naturale. Sto attendendo dall'amico Cristiano un pennello fatto tutto in resina particolare, collato a mano con delle tecnologie artigianali da Arbor Vite, artigiano romano che produce pennelli e non solo. Mi sta preparando un pennello personalizzato che vi farò vedere quando sarà pronto. È molto bella la procedura, perché Cristiano mi informa di tutte le fasi della lavorazione, inviandomi brevi video, qualche foto, per farmi vedere come sono fatti i suoi pennelli, quindi difende la sua capacità di artigiano, la sua expertise. Aspettiamo che sia pronto questo pennello, poi lo proveremo in video appena lo riceveremo. Bene, io direi che possiamo pensare di esserci abbondantemente massaggiati il viso in questi minuti, proprio perché dobbiamo elogiare la sintesi. Altre notizie che potete vedere alle mie spalle: abbiamo le accise del governo, qua forse sì, leggete, 6-6, non è il numero magico, ma è l'ultimo giorno in cui saranno validi tagli alle accise, cioè il 6 di giugno dureranno una 8 giorni, quant'è? Il governo ha tagliato soltanto per questa fase di taglio 10 centesimi sul gasolio anziché 20, che erano quelli in vigore fino all'altro ieri, quindi il gasolio costerà di più, la benzina è rimasta sempre volontaria del 5, quindi meno cara del gasolio. Con cosa andiamo a raderci? Pronti? Eccolo qua, questo è un single edge Razorrock Black Oak 2, guardate, ha una sola parte, vedete, attrezzata per ospitare una lama giapponese che sarà una Captain Titan Mild. È un pezzo nero, ahimè, vedete, purtroppo se non lo asciugate bene si deposita in queste fessure del manico un po' di calcare, ma questo è normale. Andiamo ad aprire, è un classico 3 pezzi, ve lo faccio vedere in descrizione, molto leggero, molto flessibile, molto agevole anche da tutti i giorni volendo, anche se queste lame chiaramente sono le Captain Titan Mild, come vedete nel celeberrimo cassettino, eccolo qua, dove con un cursore che si sposta dal lato destro mio, qui sono allo specchio chiaramente dall'altra parte per voi, e riportandolo nella posizione iniziale ci espone e ci fa uscire questa lama speciale, che sono una lama chirurgica fabbricata dalla Kai giapponese per delle rasature effettivamente di un certo tipo. Andiamo senza badare tanto al verso a collocarla, vedete, nel nostro supporto vassoio, chiamatelo il supporto portalama, non possiamo chiamarlo che così. Andiamo a collocare il coprilama, mentre abbiamo una radio stravagante. Prima cantava Francesco Renga ancora, ma adesso vanno con dei cia cia cia,
un po' invasivi, stiamo parlando di Radio Antenna Ionica, una radio calabrese. Ora a me non è che faccia impazzire questa radio, ma noi non facciamo favoritismi, noi facciamo suonare tutte le radio in streaming perché siamo amici della comunicazione, siamo amici della radio soprattutto, quindi aborrendo la televisione, anche se ci tocca guardarla, e tutto quello che viene vomitato dai tubi catodici di questi mega schermi che ormai riempiono le case da 60 euro in su, perché se non hai un display da 60 euro in su tu sei un cretino, una televisione normale da 30 pollici, 27, c'erano solo più disgraziati. Attacco, bene, taglio netto, una barba dura, la sento, quindi la CAI, questa però è una mazurka, un mix ha alcune sonorità particolari. Zonamento, mi aspettavo un taglio più netto al primo passaggio, vabbè. Più si invecchia, più la barba è dura. È molto dolce come rasoio, più le lame tagliano meno vi fate male perché meno dovete premere, perché non bisogna mai premere sul viso. Zona baffi, saluto Alex Nurse. Ivan Vargiu, naturalmente, Sardinia Shaving. Rasatura isolana, andiamo dall'altro lato. Sto facendo troppi passaggi multipli per usare una CAI, un po' mi sorge il dubbio di aver montato la lametta al contrario, adesso proverò a ribaltarla, anche se non mi pare proprio che abbiano un senso le lame CAI, si può fare per curiosità, tanto abbiamo un attimo di tempo. Guardate, basta aprire, sono cose un po' scomode da fare in itinere, però si può provare a fare. Mi è cascata, così adesso non so più in che senso era, vedete? Proviamo a girarla in questo senso qui, non ci vedo una fava, però vabbè, Nuccio fava, eccolo qua, vediamo se riesco a farvi vedere, perché è anche pure umida, vediamo, no, ho sbagliato, quello è il coprilama, devo usare questo, se no col piffero, ecco qua, avevo usato il coprilama come portalama, riposizioniamo, vedete? Era un po' che non sentivo queste mazurche da Ape Car in giro per le contrade della zona di Bova Marina, Vibonese, Vibo Valencia. Ecco, così mi pare che tagli meglio, forse avevo girato dal lato sbagliato. Non che non tagliasse, ma è molto più evidente il canto della lama. Quindi molto probabilmente le CAI hanno un senso, l'ho scoperto oggi dopo tanti anni. Benissimo, primo passaggio direi molto bene, anzi dopo questa piccola esitazione andiamo a bagnare per il secondo. E andiamo a recuperare, sempre presente ancora, quanto tempo è ancora, come cantava Biagio Antonacci nel 2000, forse direi anche addirittura nel 99. Bene, cosa abbiamo alle spalle? Leone XIV, andato nella terra dei fuochi, inquinata dagli scarichi degli schiavone, della malavita casertana. Chiaramente queste visite pastorali in terre di confine servono a sollecitare le coscienze e ad aiutare i giovani che sono costretti a vivere o a operare, o anche le attività commerciali in zona di mafia, debbono sopportare la pressione dell'intimidazione e soprattutto dover mangiare prodotti coltivati su terre avvelenate dagli scarichi delle industrie non soltanto del nord Italia, ma principalmente del nord Italia, ma anche della Germania, i traffici dall'antimafia che sono stati accertati, riportano storie lugubri e il Papa ha avuto coraggio di andare a visitare questa terra dilaniata dall'inquinamento. Raul Castro, 95 anni, hanno fatto una manifestazione a Cuba perché gli americani l'hanno incriminato. E lasciatelo stare, insomma, Cuba è già una terra che avete sentito in condizioni terribili, hanno difficoltà gigantesche a campare. Ben-Gvir, il capo della sicurezza israeliana, l'avete visto con la bandiera che ha incaprettato e legato ai polsi con delle fascette da elettricista
I coraggiosi, lasciatemi dire con un po' di ironia, naviganti della seconda flottiglia che manco gli hanno fatta arrivare a Gaza e in acque internazionali, e qui chiaramente si è scatenata la bagarre di tutta l'opinione pubblica, li hanno fatti scendere, incaprettati, trattati, presi a calci, picchiati, c'erano dei segni di lividi, però chi li ha presi ha raccontato che sanno come menare, lasciare pochi segni, in realtà io i segni li ho visti. C'era un parlamentare del 5 Stelle che era Carotenuto, che non era Mario Carotenuto, quello di Febbre da cavallo del film di Steno, ma è un deputato più un contropelo, un giornalista del Foglio di cui non ricordo il nome, del Fatto Quotidiano, scusate. Quindi sdegno, sanzioni contro Ben Gvir, non contro Netanyahu, quindi per non sbagliare non sanzioniamo Israele, non ci sbagliamo mai, ma sanzioniamo soltanto questo ministro che ha messo anche in difficoltà lo stesso governo israeliano, che ha stigmatizzato un gesto così violento nei confronti di persone che andavano effettivamente soltanto a portare il dito, per evitare che si dimentichi, io il genocidio non lo voglio chiamare, ma comunque la carneficina che è stata fatta a Gaza dallo Stato ebraico. Contropelo Donna Buckley, molto delicata questa frase. Questa è proprio una radio locale, vale la pena, tanto l'algoritmo non riconoscerà mai il calabrese, quindi possiamo anche alzare, ve l'ho fatto sentire, non potrà mai bloccare questa tarantella calabrese, vale la pena di sentirla. Chi ascolterà in Calabria, in FM, questa stazione? Che sentite l'Italia, questo è proprio, arriva proprio dalla schiuma, dalle radici del nostro paese, da ascoltare con la macchina appena lavata come Toto Cutugno, con la 600 giù di carrozzeria, terra, legatissimi, viene fuori un po' di Malavoglia, anche siciliano, di Giovanni Verga, questo attaccamento, la roba, che non è droga, ma è la roba, le cose, un pennello, tenere Uggetti, o Victorian, tutta roba nostra. Forza Crotone, deve essere l'inno del Crotone calcio, fantastico, quindi le radio crotonese, non vibonese, attenzione. Secondo passaggio lo ritengo molto soddisfacente, fatto con la lama nel verso giusto, vado ad abbassare questa tarantella da curva sud dello stadio di Crotone, a chi sarà intitolato lo stadio del Crotone, non so, andate a vedere, non so manco in che divisione militi. Prima del terzo passaggio andiamo a buttare un occhio, 750 comuni al voto, elezioni amministrative in Italia, Venezia, occhi puntati chiaramente per la sostituzione del pirotecnico Luigi Brugnaro che ha terminato il suo mandato. Leggeremo due cose rapidissime, prese dal Corriere della Sera quest'oggi, perché il Foglio ieri in edicola a mezzogiorno e 50 non l'ho più trovato, buon segno. La leghista di Barzanò, una signora che sembrava una casalinga, però esponente della Lega di Barzanò, comune della provincia di Lecco, ha augurato a Giorgia Meloni che qualcuno non tanto in quadro con una macchina magari la prendesse sotto e la uccidesse. Si faceva chiaramente riferimento a quello squilibrato di Modena, 31enne, senza lavoro, laureato, che ha fatto fuori, anzi ha tentato di uccidere e ha gravemente ferito una donna tedesca che è tornata in Germania senza le gambe, amputate grazie a lui. Ha detto che questa automobilista poteva anche stendere la nostra Presidente del Consiglio. Vergogna, stigmatizzata dalla Lega, respinta, forse solo sospesa, perché qua non abbiamo mai il coraggio e i coglioni di prendere delle decisioni neanche a livello di partito, figuriamoci a livello di governo e di corte penale. Ravetto e Vannacci, la Ravetto era quella tutta bella, bionda, che era con la Forza Italia, prima poi non era abbastanza a destra, è andata con la Lega di Salvini, non era abbastanza ancora a destra, è andata col generale Vannacci, che ha stretto qui in questa cittadina costiera un accordo con un ex leghista che si chiama Lorenzo Gasperini, un insegnante di non ho capito cosa, un professore che è diventato il suo portavoce, responsabile del programma nella città, e non solo, programma nazionale di futuro nazionale. Questo partito non voglio fare veramente degli spoiler, non voglio neanche tantomeno appoggiarlo, a me non è simpatico il generale Vannacci, ma lo danno al 6% quasi, che è veramente una sorprendente previsione di sondaggio politico. Bene, terzo passaggio, abbassiamo la tarantella ancora un po' perché qua abbiamo è magica Crotone, questo era proprio l'inno nazionale, c'è proprio scritto nel display Conte, Antonio, l'allenatore nazionale juventino, pluridecorato, plurimilionario,
Aveva stretto con De Laurentiis, i proprietari del Napoli Calcio, un accordo per allenare la squadra, ma adesso verrebbe via, cioè sarebbe disposto ad andare via pur rinunciando agli 8 milioni che il suo contratto prevede. Rinunciare a 8 milioni vuol dire che deve avergli proprio fatto saltare i coperchi. Io non conosco la storia, non seguendo il calcio, sapete, non so il retroscena, magari su Stilo 24, che era un format, un magazine web napoletano, su cui pubblicavo la mia pillola, il sabato era un pillolone, poi non me l'hanno più pubblicato, si vede che non interessava più. Ci sono tante notizie sulla Napoli e provincia, magari se andate a leggere capirete perché Antonio Conte, che sapete, quell'allenatore che ha difficoltà anche un po' a parlare l'italiano, ma è molto bravo evidentemente a vincere. Se gli hanno offerto 8 milioni i signori del Napoli, e se ne andrà e li manderà a stendere. A proposito di campagna, scendiamo qua nella parte bassa della lavagna, abbiamo nuova E-Car. Antonio Filosa, AD di Stellantis, intanto faccio l'obliquo, ha detto che nel 2028 nello stabilimento campano di Pomigliano d'Arco Stellantis produrrà una nuova auto elettrica economica, piccola credo, economica che vuol dire che costa 15.000 euro, che, economica più o meno, insomma, non è che sono pochi 15.000 euro, certo rispetto ai prezzi medi di un'elettrica, full electric. Vedremo se, nonostante i 5 miliardi di perdite che ha avuto Stellantis, anche se poi l'emolumento di Junel Khan è quasi raddoppiato nonostante le perdite, che queste buone notizie servono solo a tenere tranquille le persone che lavorano in questi stabilimenti, diciamo anche un po' perculandole, perché tutte queste promesse vengono raramente poi realizzate sul serio. Ma magari è vero, vogliamo credere in Antonio Filosa, pure napoletano, pure lui, diventato amministratore CEO, anzi CFO di Stellantis. Mentre a fare il scusate, l'obliquo, andiamo a ripulire quel che resta. Molto bene questa lama, è sorprendente, questa me l'ha suggerita l'amico Marco Traverso molti anni fa, per non spendere troppo con un rasoio troppo impegnativo, ma usare lame chirurgiche. Vi faccio rivedere il rasoio in esercizio, vedete, questa è l'esposizione della lama singola. Bene. Uno non la smetterebbe mai, finché sente questo friccicare di lama sul pelo, andrebbe avanti all'infinito, è molto divertente. Bene, possiamo adesso però sciacquare, perché il terzo passaggio è concluso, con acqua fredda naturalmente. E rieccomi col nostro asciugamano color tortora, ecco. Devo tamponare il viso, mi vedo un po' rosso in viso, un po' bicolore, ma sono io, mi allontano? O è questo illuminatore che mi dà una luce? Proviamo un po' a abbassare i Kelvin, vediamo un po', questo così abbasso la luminosità, vediamo se riesco a capire cosa ho intenzione di fare. Ah, ecco, vedi, è così, era una luce troppo calda, così dovrebbe essere un po' più, non è tanto l'esposizione quanto era un po' troppo scura l'illuminazione che è andata, ecco, così dovrei essere un po' più in quadro. Abbiamo lasciato il viso un pochino umido, come è giusto fare. Abbiamo il Papaleone che anche, non vi ho finito di dire, dopo la Terra dei Fuochi c'è una foto che lo ritrae mentre cerca di prendere al volo un peluche a forma di hot dog. Qualcuno in piazza San Pietro gli ha lanciato questo panino, un peluche, un simpatico regalo, e c'è questa foto meravigliosa che è stata presa da un fotografo molto bravo di questo panino volante. La ravetta, un'altra bomba, ce l'abbiamo detto, la nuova E-Car che costerà 15.000, Melody Modi Meloni. Allora qua abbiamo queste caramelle portate dal Premier Modi in visita diplomatica a Roma martedì scorso, caramelle che varranno una rupia, cioè non costano niente, ci fanno dei regali proprio da morti di fame, devo dire. E il premier indiano che è venuto a Roma ha fatto un piccolo sketch dove la Meloni si è anche messa a sorridere, perché le caramelle marca Melody sono la crasi di Modi e Meloni. Quindi vedete questi signori come sono molto raffinati, anziché pensare ai grandi problemi, fanno questi gesti. Chissà Modi quanto avrà pensato cosa portare al nostro Presidente del Consiglio, non gli è venuto in mente niente di meglio che una busta di caramelle da 2 centesimi. Draghi è stato premiato a... io dico Magonza, ma non è vero, comunque ha preso il premio Carlo Magno, ha cominciato a sparare, esternare sull'Europa, sulla sua incapacità di reazione, sulla sua totale incapacità di visione, sulla sua totale mancanza di capacità di mettere in atto delle riforme per rispondere soprattutto all'aspetto difensivo. Quindi Mario Draghi, che è stato anche evocato a Bruxelles qualche giorno fa perché non si sa cosa fare, perché qualcuno deve andare a incontrare Putin, ha pensato di rispolverare Mario Draghi o addirittura di ritirare dal cassetto fuori la cancelliera Angela
Merkel che con Putin aveva degli accordi meravigliosi, si volevano un gran bene, i morti nella grotta alle Maldive, i 5 italiani, è un ricordo, una preghiera anche per queste povere anime che sono andate per lavoro, anche per passione, e sono morte tutte in una grotta da cui non sono riusciti a uscire. Il tour operator si è subito voluto sganciare da ogni responsabilità dicendo che l'attrezzatura era una norma, queste attrezzature però tanto a norma pare che non fossero, e andremo a capire quali grane verranno addebitate a chi ha organizzato questa, sicuramente senza saperlo, questa diciamo avventura subacquea in uno dei posti più belli del mondo, quindi il mare dell'Oceano Indiano. Non c'è altro, io direi che abbiamo già, mi pare abbastanza per essersi rovinati già la digestione, allora andiamo a buttare l'occhio su che cosa può averci, su cosa ci ha proposto il Corriere della Sera di ieri, perché il problema è che il Corriere della Sera esce anche la domenica, ma io oggi non sono uscito a comprare il giornale. Allora, le prime pagine io non ve le faccio mai vedere, ma sono cose molto eleganti, cioè il Corriere della Sera, un Urbano Cairo, insomma, non fa uscire né copertine altisonanti né corsivi fascioni come fanno certi giornali di opinione, grotte, cunicoli, nuvole di sabbia, ecco dove erano i corpi dei sub. Purtroppo questa è la prima pagina, poi abbiamo USA Iran Sprit per l'intesa, questo ve l'ho detto, queste sono delle notizie, non dico semiserie, ma il primo giornale italiano che apre con queste notizie sembra veramente Bell'Italia, con le sue foto di fondali, giardini, del nostro meraviglioso paese, taglia le accise, non vi dico nulla, qualche foto che vi può interessare, sempre che vi possa interessare, abbiamo il primo piano, il malumore di Crosetto, abbiamo la faccia di Giorgia Meloni. Ecco, questa è la faccia di Giorgia Meloni quando probabilmente le hanno dato gli ultimi sondaggi del suo partito, che tiene ma con difficoltà, si sta spaventando a pensare che il campo largo rischia di fargli la pelle. Chiaramente, povera donna, io capisco, qua è stata fotografata non so dove, in attesa di ricevere il primo ministro irlandese Michael Martin. Chissà cosa si aspettava, si è spaventata, probabilmente chissà che faccia aveva questo primo ministro. Lasciamo perdere il malumore di Crosetto, di cui sinceramente penso che agli italiani freghi assolutamente meno di niente. Andiamo a prendere invece la pagina dedicata proprio il focus on elezioni, 750 comuni al voto, come vi abbiamo detto. Andiamo a aprire il Corriere. Da Mantova a Enna, sfida nella città, alle urne oltre 6 milioni di italiani. Qua c'è la mappa. Abbiamo Lombardia, Veneto, abbiamo Lecco, Venezia, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Chieti, Pistoia, Arezzo, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Enna, Agrigento, Reggio Calabria, Andria, Trani. Questi sono i capoluoghi di, no, non è vero, Andria non è capoluogo di niente, ma sono i comuni più importanti, dove 18 capoluoghi di provincia, 8 di uscenti di centro-sinistra e 5 quelli di centro-destra. Qui abbiamo le facce degli sfidanti, naturalmente questo è con Deli Schlein, il capo della coalizione di centro-sinistra, un campo ultra largo composto da PD, 5 Stelle, Italia Viva, più lo scatenato appoggio della comunità bengalese che sostiene il candidato di centro-sinistra. Che abbiamo chiaramente un sorridente piccolissimo perché è enorme Crosetto, quindi chiunque a fianco a lui scompare. Questo è il candidato del centro-destra Simone Venturini. La corsa al dopo Brugnaro, turisti intruppati ed elettori confusi tra la biennale e i bengalesi. Poi c'è il ricordo di Giorgia Almirante, chiaramente di Giorgia Meloni nell'anniversario della morte. Questo viene riportato nella pagina bassa del Corriere a pagina 19, e quindi io direi che possiamo a questo punto saltare anche Aldo Cazzullo, ritratto affettuoso di Carlin Petrini, il braidese che si pensava langhetto. Se voi volete proprio rovinarvi la giornata, bravo Cazzullo, ma io direi anche basta Carlin Petrini, cioè hai fatto quello che dovevi, ci dispiace della tua dipartita, ma non possiamo andare avanti adesso dei giorni interi e continuare a parlare, diciamo, della tua scomparsa. Ricordiamoti per quello che eri e speriamo in un futuro migliore. E l'ultima parte che vi voglio segnalare, idee per l'estate, diventare dei veri castellani in Scozia. Se volete, bellissimo, nelle Highland scozzesi potete comprare un pezzo di proprietà che diventa vostro, diventare dei castellani in un posto meraviglioso che consiglio. È stato completamente rifatto un esempio, il castello di Taymouth in gotico ottocentesco, in cui sono stati investiti 100 milioni di euro per sistemarlo. Andate a leggere se volete a pagina 36 del Corriere, ma è soprattutto questo che mi ha colpito. Edi Rama,
un gigante proprio in tutti i sensi, non gigante politicamente, questo amicissimo di Giorgia Meloni, quello che ci ha fatto costruire i super carceri di Ghadir, quelle 2 cattedrali nel deserto dove devono essere portati, prima di essere espatriati, i clandestini che arrivano in Italia, potrebbero poi riportarli in Italia per mandarli a casa loro, nei paesi chiaramente sicuri. E diremo qua con Riccardo Cottarella, grande padrone della cantina Falesco, contenimenti a Montecchio nel Ternano, gran patron dell'Est Estese di Montefiascone, del Tusciano, del Vitiano, ma soprattutto produttore del Montiano, uno dei migliori Merlot in purezza, sta dando suggerimenti a di Rama cosa fare del vino albanese, che sarà probabilmente anche buono. Rama vuole entrare con prezzi modici chiaramente sul mercato. Voi avete bevuto vini a prezzi modici ultimamente in Italia? Non lo so, magari in Albania si dovrà fare diverso. E Riccardo Cottarella cosa vuol fare? Questa è la notizia. E vuole mappare i 10.000 ettari di vigneto. Aiuteremo le cantine e puntiamo anche sull'enoturismo. Si vede che non ne ha abbastanza dal mercato italiano, che di vino evidentemente ne consuma poco, visto per l'appunto la situazione economica e i prezzi delle bottiglie. E per chi avesse comprato il giornale nella provincia dove sto io, ma non solo, ma comunque in Toscana, trova lo speciale di Pistoia allegato al Corriere della Sera. Ora, portarsi, diciamo, farsi carico di pubblicizzare una città come Pistoia è un grosso lavoro che questi pubblicitari a cura di Speed, la società che ha fatto questo inserto, per chi lavorasse qui magari anche interessante, no? Guardate che bel lavoro abbiamo fatto. Si tratta di un inserto con una fogliazione di 46 pagine, no? di tutto hanno scritto, anche pubblicità. È bello da leggere questi inserti, che probabilmente Automobile Club Pistoia, per esempio. Guardate le inserzioni della stampa locale. Andiamo a vedere Florence One, il team numero 1 per la digitalizzazione dell'azienda. Queste sono tutte inserzioni che vanno a mantenere la stampa e la diffusione di questi inserti, che purtroppo credo che siano veramente in pochi a leggere. Pubblicità di ogni tipo, medical store, giovani soci, banca di Pescia e di Cascina, istituto, vedete, bancario locale, tutti, anche Carlin Petrini forse aveva un conto alla Banca d'Alba, non lo so, Banco Cooperativo di Savigliano. Io vado a sparare nomi su quelli che mi vengono in mente, non vi rubo altro tempo, ma mi fa un po' sorridere. Autodemolizioni, Dolfi Giampaolo SNC. Vi faccio vedere, sono probabilmente il fondatore e il figlio con la compagna, non lo so, vedete, ci sono le 2 generazioni di autodemolitori nelle province di Pistoia. Guardate, eccoli qua, ve li metto in descrizione se volete fare un fermo immagine e leggere qualche necessaria notizia, perché non si tratta proprio di gente qualunque. E alla fine naturalmente si passa alla parte crapulese, la parte crapulonica, che oltre i brigidini di Lamporecchio e Montecatini, chi non conosce questi tipici dolci fatti con l'anice, da un lato i re delle sagre di paese, dall'altro una sfoglia elegante e croccantissima, brigidini e tipiche, cialde, poi Pistoia, l'arte dello zucchero, i confetti sanno conquistare tutti. Anche questa pagina molto interessante. Chiudiamo con Tobbiana, nasce la Chocolate Valley toscana, fino a ottobre, tra gusto e sapienza artigianale. Bene, io con questo arrivo al dunque, cioè dunque vuol dire un aftershave. Ci ho pensato a lungo su cosa utilizzare e ritiro fuori, comprato proprio nel Pisano, nuovo, vintage, questa meravigliosa confezione, vedete anche in controluce le rigature in rilievo di questo prodotto proprio da scaffale di casa ricca del tempo. Questo è l'Elizabeth Taylor Red Passion, è un aftershave confezionato, come vedete, elegantemente dai profumi tipici del tempo degli anni 80. Io lo uso, non tengo le cose per guardarle, ha soltanto un bocchettone che sembra la bottiglia dell'olio, quindi attenzione che ve ne viene giù una secchiata. Quindi è un prodotto meraviglioso, con un'alcolicità. Mi sono dato una mazzata, non so quanti cc mi sono sparso in viso, ma non voglio né esagerare né lesinare. E con questo, mentre l'aria calda che sta asciugando le pareti di queste case marine, di queste case di città che si trovano lungo le coste italiane, che sono diventate uno dei posti più belli dove andare a cercare di sopravvivere, visto che il mondo dell'industria, al di là delle promesse, in Italia rischia di rimanere residuale. E con questo io vi saluto, auguro a tutti voi, se avrete il piacere di ascoltarmi, una buona domenica, e vi preannuncio che arriverà una copertina su questo canale di un piccolo format che si chiamerà
la letterina. Buona domenica da Andrea e da domenica che barba. Ciao!